Siamo a considerare una brutta pagina di attività politica, ma direi anche amministrativa. Qui qualcuno vuole, invece che avviare processi o cercare quella discontinuità che qualcuno ha anche detto in consiglio comunale, vuole invece cercare di occupare spazi ancora. Mi dispiace, ma non tanto per l'attività amministrativa, di cui non personalmente ma come gruppo possiamo andare fieri. A Cadoneghe abbiamo fatto parecchie cose e ancora si poteva farne e se ne potrà ancora fare. Quello che più mi disturba è vedere quanto purtroppo l'adolescenza in politica porta a questi effetti non curanti delle attività, delle associazioni, dei cittadini tutti, delle famiglie, dei ragazzini e soprattutto dei giovani che prendono questo esempio di disvalore. Ecco, quindi mi dispiace dire queste cose perché la politica per me rimane un servizio, per noi rimane un servizio, per qualche altro che magari è anche fuggito da poco rimane invece un orgoglio senza confini. Mi dispiace che gli interpreti ieri sera sono state anche 3 persone che un tempo hanno condiviso tutto, dal momento che dopo invece hanno cercato nell'amicizia un valore da mettere in amministrazione, il quale invece non lo deve essere mai. Quindi mi dispiace ancora riportare queste considerazioni, ma mi auguro che da qui a fine mese ci si possa rivedere per dare un senso, per esempio, a tutti i lavori da fare nelle scuole. I 100.000 euro probabilmente sono già persi per questa sciocchezza che è stata fatta. A proposito di un'altra battuta di ieri sera, non c'è nessuno qua che fa il martire, assolutamente. Gli unici che invece saranno toccati da questa scelta azzardata e ripeto ancora molto molto altalenante sono i cittadini. Comunque noi siamo qui, tentiamo giustamente di offrire ancora i nostri servizi, il nostro servizio, perché Cadoneghe merita tanto ma tanto di più. Ho fatto un discorso sull'approvazione del DUP, perché senza questa approvazione di questi documenti, approvazione del DUP, approvazione del bilancio di previsione, a Cadoneghe si andava a perdere un'occasione che poteva essere quella di 100.000 euro che il decreto amministrativo di questo governo ci ha messo a disposizione per quanto riguarda la sicurezza, da investire per sicurezza in strade, in marciapiedi, cosa che noi avevamo già preparato, avevamo già organizzato e dovevano essere spesi entro fine di questo mese, cosa che invece adesso è andata a mancare, per cui noi perderemo sicuramente 100.000 euro, 100.000 euro da investire. Altra cosa, avevamo organizzato in maniera anche certosina, diciamo, il restauro di una scuola, la Boschetti Alberti. Boschetti Alberti a Cadoneghe è una scuola che ha bisogno di investimenti subito e adesso anche questo non si potrà fare, non si potrà, per cui dare atto a quello che era un via nella ristrutturazione delle scuole a Cadoneghe, cosa che per noi è sempre stata importante. Ovvio che si è andato a perdere un'occasione, non sarà facile. Non sarà sicuramente facile spiegare ai nostri cittadini, da parte nostra, da parte di tutti, perché abbiamo perso questi 100.000 euro, perché abbiamo perso questa occasione per investire in infrastrutture. Avevamo messo a disposizione oltre 2 milioni di euro per le opere, che però ora è fermo, sarà fermo tutto.